Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Signore e signori, buonasera e benvenuti a un nuovo appuntamento con Replay, 26 febbraio, in diretta dagli studi di Teleeuropa Network. Partiamo dalla Serie A, con il Crotone che è uscito sconfitto dall'importantissimo scontro diretto in chiave salvezza contro la SPAL. La partita è terminata per 3-2 a favore degli emiliani. Per quanto riguarda la 27esima giornata del campionato di Serie C, la copertina di oggi la dedichiamo al Rende che si aggiudica il derby contro il Catanzaro. Escono sconfitte invece sia Cosenza che Reggina, i rossoblù perdono a Caserta, mentre i giocatori di Maurizi escono sconfitti al Granillo contro il Trapani per 2-1. Parleremo di questo e di altro insieme ai nostri ospiti che vado subito a presentare, partendo dal coordinatore della trasmissione Franco Segreto. Sì, buon pomeriggio a te gli amici che oggi ci sono venuti a trovare un Parterre de Roi veramente simpatico e bello. Per nuovacosenza.com Pippo Gatto. Buonasera a tutti quanti, benvenuti e bentrovati. Responsabile del settore giovanile del Cosenza Calcio Enzo Patania. Buon pomeriggio a tutti. Il nostro amico ed opinionista Aldo Cennamo. Salve, buon pomeriggio. E il direttore generale del Rende Calcio Giovanni Ciardullo. Buonasera. Grazie a tutti di essere intervenuti tutti oggi. Tutti infreddoliti per Burian. Allora, cerchiamo di riscaldarci. Franco, partiamo subito dal Crotone. Allora, il Crotone, dopo la sconfitta con il Benevento, perde anche in casa contro la SPAL. Crotone che resta a 21 punti, ha un punto dalla SPAL e a 2 dal Verona, perché ricordiamo, ieri hanno vinto appunto sia SPAL che Verona e hanno riaperto la corsa salvezza. Hanno riaperto i giochi, hanno riaperto le danze. Stamattina ho fatto i complimenti ad Aladino Valotti per la doppietta del figlio di Mattia. Ieri il Verona si è giocato alla sfida contro il Torino, Toro che poi ospiterà domenica prossima il Crotone. Vengo al Crotone che praticamente ha fatto più di un passo indietro. Intanto domenica scorsa contro il Benevento, perché era una diretta concorrente, ha perso 3-2, ieri ha perso addirittura 3-2 in casa contro un'altra diretta concorrente, la SPAL, che poi insomma per nomi di giocatori, per l'allenatore Semplici che ha dato un gioco abbastanza frizzante, Garibaldino con i vari Paloschi, Borriello anche se è infortunato, e altri giocatori voglio dire anche di categoria inferiore, sta cercando con tutte le forze di risalire la china. Ieri è stata una battuta d'arresto pesantissima per il Crotone, tant'è che Zenga a fine partita si è indossato le colpe, dice la responsabilità è mia perché ho fatto giocare dei calciatori, pensavano fossero in condizione, nonostante poi la doppietta di Budimir, così non è stato, quindi il Crotone che si lecca le ferite deve immediatamente invertire la marcia perché insomma, guardando i numeri della classifica generale è stato risucchiato nella parte bassa, ora c'è una sola lunghezza di distanza tra la SPAL e il Crotone, poi bisogna vedere quello che uscirà fuori dalla sfida del posticipo tra Cagliari e Napoli e naturalmente guardare anche giù al Verona che ieri sembra abbia fatto un passo importantissimo, come dicevo prima, battendo il Toro di Mazzare per 2-1. Torino che domenica prossima ospiterà appunto il Crotone in una gara molto importante per la formazione ionica del presidente Vrenna. A te la parola Silvia. Allora Pippo, la SPAL non vinceva da 8 gare e Zenga, come diceva Franco, ha scelto di far giocare i titolari che in questo momento forse stanno dando qualcosa in più. Il trend è quello di 2 sconfitte nelle ultime 2 gare, 3 pareggi e una vittoria. Beh, possiamo dire anche che si è giocato le carte più importanti che aveva nel mazzo, perché in Serie A non è che trovi avversari alla tua portata ogni domenica. In Serie A c'è l'Inter, c'è il Milan, la Juventus, c'è le squadre che stanno lottando per obiettivi importanti e che sicuramente con queste squadre non farai più. Il problema è che il Crotone ha fatto proprio punti con Inter e Atalanta, 2 squadre valutate, e penso si è illusa credendo di essere già arrivato ad avere un tono come dire, elevato rispetto agli avversari
che sono alla sua portata. Così non è stato, e con questa forse sgonfi, come dire, di motivazioni, perché probabilmente avranno pensato giochiamo con il Benevento ultimo in classifica, vabbè, tanto la partita portiamo a casa. Così non è stato, è mancata quella grinta, quella rabbia agonistica che è necessaria. È vero che la Serie A è tutto un gioco di classe, però la determinazione e la grinta fanno la differenza. Così è successo anche con la Spal ieri in casa, dove inaspettatamente una partita del genere non se l'aspettava nessuno. Budimir, che è stato tenuto un po' a riposo e partito al primo momento, è stato ripagato, però il resto della squadra non ha girato come doveva girare. È un peccato perché non è solo questo, aver perso con la Spal sono 6 punti persi, non 3, anche se all'andata ci fu pareggio, per il semplice motivo che nello scontro diretto, nell'eventuale classifica Vulsa, il Crotone avrà la peggio, e questa è una cosa veramente grave anche perché adesso rimettere in sesto alla barca non è semplice, perché 6 punti persi in questa maniera, non dico 6 ma almeno 4 avrebbe potuto farli, significava avere 25 punti in cascina, significava stare lontani con i punti dati dagli avversari, almeno non 5 ma 5-6 lunghezze, significava viaggiare in una situazione più elegante, la voglio definire così. Così non è stato, è un peccato perché Zenga sta facendo un buon lavoro. La sua squadra ha dimostrato di essere competitiva, però a mio avviso è mancata di rabbia, di determinazione, che per una squadra che si deve salvare è fondamentale. Non può permettersi il lusso di pensare alla Inter, alla Atalanta, deve pensarla alla Crotonese, una squadra che deve comunque portare i punti a casa per salvarsi. Mister Patania, allora per quanto riguarda la classifica di Serie A nella parte finale è molto corta, il Crotone ha 21 punti, 1 in più della Spal e 2 in più del Verona, sopra il Crotone il Sassuolo ha 23 punti, ieri le vittorie di Verona e Spal hanno riaperto totalmente la lotta salvezza, tranne il Benevento che si trova sempre a 10 punti. Che possibilità ha il Crotone quest'anno rispetto allo scorso stagione? No, il Crotone ha sempre delle buonissime possibilità, è chiaro, con questi 2 risultati negativi ha avuto un pessimo, cattivo approccio a Benevento, perché sono quelle settimane che tu purtroppo non prepari bene, la squadra ha dei cali di tensione e si affrontano le partite in una maniera molto superficiale e li paghi. Poi successivamente, come è successo in casa, sai, devi andare a spiegare una sconfitta con l'ultima in classifica, una squadra che è già segnata alla retrocessione. Ci sono tanti risvolti che poi si ripercuotono praticamente a livello psicologico e il Crotone ha steccato chiaramente la partita in casa. È chiaro, il cammino si fa sicuramente senz'altro più difficile, ma il Crotone e il campionato che deve fare il Crotone è questo, è quello di cercare di salvarsi, di fare più punti possibili. E siccome nel calcio chiaramente non sempre quando vai ad incontrare squadre di media-bassa classifica il risultato si pensa che sia acquisito, non è così e quindi te la devi giocare, la mentalità, il campionato che deve fare il Crotone è questo, è chiaro adesso devono chiaramente concentrarsi per questo scorcio chiaramente finale di campionato perché è ancora aperto e c'ha tante possibilità per salvarsi, insomma. Aldo, ieri il Crotone giocava in casa, ci segnalano un po' una disaffezione dei tifosi pitagorici in quanto sono sempre meno le presenze allo stadio in questa parte importantissima di campionato, si attestano sulle 6-7 mila unità. Beh, io ritengo che aveva 2 jolly il Crotone, uno con il Benevento, a Benevento, e uno in casa con la Spal. Se avesse in queste 2 partite, in questi 2 giorni, almeno fatto 2 punti, uno col Benevento e uno con le Spalle, sarebbe ancora a 5 punti dalla terzultima. Purtroppo adesso si è giocato tutto quel margine che aveva, è a 1 punto dalla Spalla, a 2 punti dal Verona, e il Benevento per me ormai è in Serie B. E c'è poi la possibilità di arrivare in alto, c'è 1 punto di sopra, mi pare, il Sassuolo a 22 o 23 punti, mi pare a 22 punti.
Quindi il tifoso del Crotone, che è un tifoso che ha sempre lavorato e tifato per questa squadra, le presenze sono state sempre massicce, oggi comincia ad avere qualche perplessità sul comportamento, e l'ho detto già l'altra volta, dell'allenatore, che sarà bravo quando si vuole perché viene da esperienze anche di giocatori a livelli alti, ha giocato anche in Coppe dei Campioni, ha vinto campionati, ha fatto tutto quello, di grandissimo livello, perché non si può discutere, però io ho detto l'altra volta che è un allenatore presuntuoso, e il fatto stesso che ieri ha detto che lui ha sbagliato, lo ha già detto con il Benevento. Quando si sbaglia 2 volte vuol dire che o ti correggi e diventi più umile e cerchi di mettere in campo i giocatori che devono giocare, perché ieri ha tenuto fuori Trotta e Simi, l'ha messo soltanto negli ultimi 10 minuti. Insomma, mi sembra un allenatore un pochino che ha le sue fisime. Il Crotone oggi a rischio, domenica avrà una partita difficilissima, speriamo che si salva, perché da calabrese ci tengo che è una squadra sì in Serie A, però deve cambiare mentalità non solo la squadra ma anche l'allenatore, secondo me. Direttore, appunto, come anticipava Aldo, prossimo turno Torino-Crotone, che partita sarà? È una partita difficile perché il Torino viene anche da una sconfitta pesante, quella di ieri, che ha accorciato molto la classifica nella parte bassa. Sarà una partita difficile, tanto più difficile quando si viene da 2 sconfitte così pesanti. È pur vero che in qualche altra occasione il Crotone ha fatto molto bene, vedi a Verona mi pare vinse 3-0 qualche tempo fa. Con l'Inter fece una partita dove meritava forse anche qualcosina in più, quindi non ci sono sicuramente partite scontate, risultati già acquisiti, lo diceva bene il direttore Patania, però è indubbio che sia una partita difficile, quella di Torino è una partita difficile. Bene, allora intanto sì, continua a catinelle, si fa sentire Burian. Chiudiamo la parentesi sulla Serie A e andiamo alla Serie C, Franco. Sì. Andiamo a vedere che cosa è successo in questa 27esima giornata. Di tutto e di più. Di tutto e di più. Andiamo a dare lettura dei risultati. Bisceglie Agragas 2-1, Casertana batte Cosenza 1-0, Catanzaro rende 0-1, Lecce Juve Stabia 0-1, Paganese Fidelissandria 0-1, Fondi Matera 0-2, Trapani batte Reggina 2-1, Sicula Leonzio Francavilla 2-2, Siracusa Monopoli 3-0. Ricordiamo che riposava il Catania. Andiamo a leggere la classifica. Eccola qua. In testa sempre il Lecce con 56 punti, segue Catania 49, Trapani 47, Siracusa 42, Rende 41, Matera 40, Monopoli 37, Juve Stabia e Cosenza 36, Bisceglie e Francavilla 33, Sicula Leonzio e Catanzaro 31, Casertana 29, Reggina 28, Fidelissandria, Fondi e Paganese 23, Agragas 11 punti. Allora Franco, è successo un po' di tutto in questa giornata, ci sono stati dei risultati inaspettati, ha perso il Lecce inaspettatamente contro la Juve Stabia e avrebbe potuto allungare approfittando della pausa del Catania a più 10 in classifica, mentre hanno vinto sia il Siracusa, sia il Trapani e sia il Matera. I risultati hanno sicuramente penalizzato un po' quella che è la posizione attualmente in classifica del Cosenza e hanno premiato invece il Rende. Dimmi tu che cosa è successo? Grandine permettendo, devo alzare la voce altrimenti da casa non ci sentono. Allora hai detto bene tu, è la prima sconfitta interna del Lecce di Liverani, che avevamo visto che nelle ultime occasioni non aveva, diciamo, come dire, io l'ho visto anche a Rende, non è che mi abbia fatto una grossa impressione, tant'è che se l'arbitro concede quel gol, ne abbiamo parlato qui con l'allenatore Bruno Trocini, la partita finisce in parità. Successivamente ha perso con il Cosenza in Coppa Italia, ha pareggiato contro la Sicula Leonzio di mister Diana, tenendosi stretto quel pari, considerato che il Catania veniva da una sconfitta diciamo pesantissimi, il famoso 5-0 di Monopoli, e ieri ha perso in casa, quindi per la legge dei grandi numeri
prima o dopo doveva accadere, e ha segnato Mastalli, il figlio di quel Mastalli che negli anni 60 giocava proprio con la maglia 70 del Lecce, mi corregge il direttore Patania. Quindi le altre invece hanno fatto un passo in avanti, ha vinto il Trapani contro la Regina, però guardate, se andiamo a vedere poi gli highlights ci renderemo conto che è stata un po' fortunosa la vittoria del Trapani, perché la Regina a mio avviso ha giocato molto bene, tant'è che ieri per la prima volta la formazione di Maurizio è uscita dal Granillo tra gli applausi del pubblico, quindi vince il Trapani, vince il Siracusa che consolida questo quarto posto, 3-0 sul Monopoli che veniva da una striscia anch'essa positiva, e vince il Rende. Abbiamo dato la copertina di oggi al Rende di Bruno Trocini, non è la prima volta, anche la settimana scorsa, perché appunto è arrivata a 41 punti, ormai la salvezza è stata raggiunta, un ottimo campionato, la squadra simpatia come l'abbiamo definita, e naturalmente ora si mirerà a qualcosa di importante. Scivola il Cosenza tra l'8° e il 9° posto della classifica generale, una partita alla quale Pippo Gatto ha assistito da vicino, ci siamo sentiti, ci siamo coordinati anche ieri sera più volte, una partita di cui parleremo, una squadra che, voglio dire, mi è sembrata un po' giù sia dal punto di vista meramente psicologico, un po' priva di idee, una squadra un po' scarica. Poi questo vedremo gli highlights, sentiremo anche l'allenatore Braglia quello che ha detto, e naturalmente vediamo quello che succede in basso. In basso praticamente ha perso l'Acragas, la Casertana fa un ottimo passo in avanti che ha battuto il Cosenza, lo stesso Bisceglie che poi praticamente fra 15 giorni, perché il Cosenza domenica prossima riposerà, ospiterà il Cosenza. È una bella lotta sia sopra sia in coda. Silvia, te la parola. Allora Pippo, che ci dice questa classifica oggi? La classifica, guardarla oggi, non è la stessa di 2 settimane fa, per il semplice motivo che 4 pareggi e una sconfitta sono un po' il culmine di una... Ti riferisci al Cosenza, tu? Cosenza, che sì, noi la copertina l'abbiamo data a Rende. Parto dal Cosenza per il fatto che ero lì e ho un po' raccolto anche gli umori di una sconfitta che un po' ha lasciato il muso storto a tutti quanti, l'allenatore in testa. Stavo dicendo una sconfitta che è il culmine di una rincorsa del Cosenza che ha portato forse il fiato lungo e anche una mancanza, secondo me, di concentrazione. Ieri sembravano proprio che fossero scarichi non solo fisicamente, anche se poi hanno retto tutta la partita, ma scarichi psicologicamente. La grinta c'è stata, non è che è mancata, però è mancato quel pizzico, non lo so, dell'ultimo passo, dell'ultima cosa da fare. La classifica dice solamente che i giochi non sono più fatti come si poteva dire, non solo per Cosenza, parliamo della testa della classifica, non sono più fatti come si poteva pensare 2 settimane fa. Oggi lo stesso Rende, che è andato a fare il blitz a Catanzaro, può sperare in una situazione importante di classifica. Questo significa che c'è un livellamento verso il basso, perché chi stava tirando la volata, il Lecce, è in crisi, lo ha dimostrato con il Cosenza perdendo in casa, lo ha dimostrato col pareggio e soprattutto con la sconfitta fra le mura amiche che invece di portarsi a 10 punti sulla seconda è rimasta a 7 punti voglio dire, e il Catania ha guadagnato perché non ha giocato ieri e il Lecce ancora non ha giocato, quindi possiamo anche pensare a 3 punti in meno, voglio dire, facendo conti alla Carlona, anche se questo non funziona così nel calcio. Quello che, tra altre cose, il Trapani, tra parentesi, poi sta pure marciando, perché vincere a Reggio non è facile per nessuno, sono riusciti in pochi, ma chi è riuscito a portarle via sono state squadre che in quel momento erano in forma, vedi Leonzio, vedi Cosenza. E il Trapani in questo momento aspira ovviamente a riprendersi quel terreno che ha lasciato. Non dimentichiamoci che ha fatto una campagna di rafforzamento importante, la squadra adesso è in salute, sembra di essere in salute e ha passato quel momento di crisi che l'ha vista addirittura perdere in casa contro il Cosenza. Io punterei molto gli occhi sul Rende, perché a mio avviso la rivelazione vera e propria di questa stagione è il Rende, è inutile nasconderselo. Il presidente Coscarella ha puntato sui giovani, ha puntato anche su un allenatore giovane, perché Trocini sta dimostrando di sapere il fatto suo, portando via 3 punti a Catanzaro non è semplice,
portarli poi via così, poi con questo suo modo, perché guardate, è il quarto peggior attacco del campionato, però è la migliore difesa del campionato il Rennes. Però ha una ottica oculata nella gestione delle partite. Trojanic ha questo grande pregio di gestirsi la gara per quello che serve, che è quello che è la filosofia della Lega Pro. Poi ascolteremo proprio le parole la filosofia in Lega Pro, questo va fatto. Ti devi gestire la partita, che fai la grande prestazione e poi rimane lì una partita e le altre poi ti sgonfi, non va bene. Visto che parlava del Rennes, sì, Pippo? Allora, direttore, la quota salvezza è stata raggiunta, visto dai social che avete anche, diciamo, tra virgolette, festeggiato. Sì, sì, allora, adesso... abbiamo fatto con 3 mesi d'anticipo quello che all'inizio stagione avremmo sperato di fare con tutto il cuore alla fine del campionato, quindi sta andando tutto decisamente bene, forse troppo bene, insomma, per quello che ci aspettavamo. Stiamo attraversando un momento importante perché a me piacciono molto i numeri. Vedevo che nel girone di ritorno, pur avendo fatto già la sosta, siamo la squadra che ha fatto più punti, anche più del Lecce, abbiamo fatto 16 punti. Nelle ultime 7 partite abbiamo perso una sola volta e abbiamo subito solo un gol. Questo a riprova che quello che diceva Pippo è vero, nel senso che la squadra ha una solidità difensiva importante. Vero. Per 15 partite su 25 non abbiamo mai subito gol, quindi è un dato secondo me... E poi avete preso gol in 3 partite poi... Abbiamo distribuito 10 gol in 3 partite. Sì, col Catania in casa. Catania, Andria e Trapani, abbiamo preso 10 gol su 19 solo in queste 3 partite. E le cose vanno bene perché c'è un gruppo solido, sembrano le solite frasi fatte, ma chi vive quotidianamente quello spogliatoio sa che è un gruppo che rema dalla stessa parte, con valori importanti. Bravo il mister ad inculcare queste cose, bravo anche la società. Poi vedremo nella seconda parte gli highlights e poi li commenteremo insieme. Vai Silvia. Aldo, allora come dicevi tu la scorsa puntata, basta una partita o 2 partite sbagliate e la classifica cambia totalmente, però ci dobbiamo fermare per la pubblicità e rispondi quando rientriamo in studio. Però poi abbiamo una telefonata. Restate con noi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Bentornati con noi per la seconda parte di Replay. Allora Aldo, dicevamo, basta un passo falso e la classifica cambia totalmente, ma forse abbiamo una telefonata. Pronto? Pronto? Sì, grazie. Allora, abbiamo in collegamento telefonico il direttore sportivo del Cosenza, Stefano Trinchera. Grazie di essere intervenuto in trasmissione. Grazie a voi. Allora, direttore, le chiedo subito, abbiamo letto un'indiscrezione riguardo la partita che deve giocare il Cosenza, la semifinale di Coppa Italia, mercoledì a Viterbo, per quanto riguarda l'impraticabilità del campo causa neve. Sì, siamo in attesa di notizie, perché noi siamo in ritiro a Roma e domani, dopo la rifinitura, dovremmo andare a Viterbo, quindi siamo in attesa di notizie per la Lega, la comunicazione ufficiale che ci dovrebbe arrivare per capire se la partita si giocherà o meno. Bene. Per capire se si giocherà o meno, quindi... E a questo punto diventa difficile anche la rifinitura. Sono Franco Segreto, direttore, buonasera. Ciao. Dico, diventa difficile anche la rifinitura, a meno che non si faccia poi in un discorso coperto, no? In una palestra. No, allora, intanto i ragazzi oggi stanno facendo palestra perché il campo qui a Roma è pieno di neve, per cui anche qui a Roma ha nevicato parecchio. Ripeto, siamo in attesa di notizie dalla Lega perché ovviamente se ci comunicano il rinvio praticamente dobbiamo cambiare programma, ma noi stiamo lavorando e siamo pronti comunque per rispettare
come da calendario questa partita insidiosa, questo primo finale di Coppa Italia. Direttore, io vorrei un attimino ritornare, che ne stiamo discutendo in studio, alla partita di ieri. Ai più non è piaciuta, compreso il sottoscritto, lo ha ribadito anche l'allenatore Braglia a fine gara, dice di queste prestazioni non voglio vederne più. Come la inquadra Stefano Trinchera questa partita persa contro la Casertana, che poi non mi è sembrata una grande squadra? C'era magari un fallo, poteva starci, tra Pinna e Alfageme, che l'arbitro probabilmente non ha rilevato, poi vedremo gli highlights, e niente, poi nonostante l'uomo in più il Cosenza non è riuscito nemmeno a pareggiare. Sentiamo l'idea appunto di Stefano Trinchera. Beh, intanto la partita non è piaciuta neanche a me, probabilmente paghiamo lo sforzo notevole che abbiamo fatto conseguendo 14 risultati utili consecutivi. Certo, questa non è una giustificazione, perché chiaramente siamo insoddisfatti della prestazione e del risultato, ed è un peccato, insomma, sì, aver fornito una prestazione sottotono così come è successo ieri. Sicuramente siamo stati penalizzati da quella decisione arbitrale, perché Ide in quella circostanza è stato spinto, e quindi, però adesso, senza recriminare, inconsciamente purtroppo i ragazzi probabilmente vengono da un periodo dove hanno speso tante energie nervose, e quindi probabilmente la sosta di campionato ci metterà nella condizione migliore per recuperare e per ripartire come abbiamo fatto anche nei momenti difficili. Chi vuole intervenire? Bene, facciamo intervenire Pippo Gatto per Nova Cosenza Com. Salve direttore, come va? Tutto bene? Ciao. Sì, no, l'unica domanda che mi ponevo, io vedendo Perez poi ha avuto un gran pallone a un certo punto nel primo tempo, e invece di tirare al volo ha cincischiato un po' troppo. Forse lui sta pagando il prezzo più alto rispetto agli altri, perché non solo lo vedo un po' in ritardo, ma lo vedo poco servito e lo vedo anche non sfruttato per le sue capacità. Sì, diciamo che nelle ultime due partite probabilmente, ieri non abbiamo fatto granché, però nelle ultime due partite, come abbiamo notato un po' tutti, insomma, la squadra non ha fornito una grande prestazione, quindi di conseguenza, di riflesso, anche i nostri attaccanti non hanno avuto grande opportunità di mettersi in evidenza. Io comunque noto in lui la voglia di darci una mano, di contribuire. Probabilmente lui sta pagando anche l'inattività che ha avuto lì ad Ascoli prima di venire da noi a Cosenza, però ecco, deve lavorare, deve continuare ad avere fiducia. Io spero che ci possa dare una mano, perché ha caratteristiche importanti per quello che richiede il mister. È chiaro che lo deve supportare una squadra che probabilmente nelle ultime due partite non ha fatto granché. La domanda conseguenza è quella ovviamente sul non prolificità di questo attacco, ma ovviamente non è la colpa del solo Perez, ma a questo punto è tutto l'assetto della squadra che non riesce, perché le occasioni ci sono state, c'è stato anche un bravo portiere, Forti ha fatto due interventi importanti. Il problema sulla prolificità a questo punto è un problema generale, anche perché sono 3 o 4 partite che lì davanti un po' non si sta realizzando, diciamo la verità. Sì, diciamo che dobbiamo essere più propositivi come squadra, perché in tante occasioni, poi noi lo abbiamo dimostrato vincendo a Catania, vincendo a Trapani, vincendo a Lecce, abbiamo dimostrato di avere una squadra che ha grandi potenzialità, grandi giocatori con grandi qualità tecniche, ma poi dobbiamo essere propositivi e non rinunciatari come abbiamo fatto ieri. Quando lo facciamo diventiamo veramente una squadra di primissimo livello. Quando invece facciamo il compitino, come è successo con la Casertana, probabilmente poi paghiamo dazio, senza nulla togliere alla Regina, a Siracusa, che da noi sono venuti a fare barricate, a difendersi, però contro queste squadre noi meritavamo ampiamente 3 punti, perché con la Regina è l'unico tiro in porta che abbiamo subito, poi hanno fatto gol. Quindi diciamo che la giornata storta è capitata ieri, prima o poi forse doveva succedere inconsciamente, quindi adesso bisogna ripartire.
Bene, Aldo Cennamo voleva chiedere qualcosa. Direttore, buongiorno. Io partirei dalla partita che abbiamo vinto a Lecce. Non vorrei che questa squadra pensasse più alla Coppa Italia e invece di pensare di entrare nelle prime 10 per quanto riguarda i playoff, perché la Coppa Italia ci sono ancora 3 partite, adesso se dovessimo passare questo turno con la Viterbese, poi non so ma se noi in 2 o 3 settimane ci giochiamo veramente anche ai playoff, perché poi riposiamo, poi andiamo a Bisceglie, cioè abbiamo un campionato, abbiamo una bella gatta da pelare. Lei come la vede? No, noi non facciamo distinzioni, noi ci siamo esaltati contro le grandi squadre, abbiamo fatto un'impresa a Lecce, ma ripeto, proprio perché nelle nostre corde quello di avere delle grandi qualità in molti giocatori e quindi insomma, abbiamo dimostrato a tutti, se mai ce ne fosse bisogno, di quello che questa squadra riesce a fare. Il problema è che poi nell'inconscio cosa succede? Che probabilmente quando dimostri di avere grandi qualità, come ha fatto contro le squadre di vertice, probabilmente dopo tanti risultati utili consecutivi può anche succedere, ripeto, inconsciamente, senza volerlo, una battuta d'arresto come è successo ieri, senza drammatizzare, perché è chiaro che oggi il mister ha rivisto la partita con i ragazzi e ha cercato di spronarli perché chiaramente non fa piacere a nessuno perdere poi in quel modo, quindi adesso bisogna voltare pagina. Questa sosta probabilmente ci darà la possibilità di ripartire perché poi ci aspetta un finale impegnativo, un finale che poi dirà ciò che siamo realmente. Franco, sì, e poi chiudiamo. L'ultima domanda, direttore, sono sempre Franco Segreto. Allora io volevo che tu facessi, come dire, un'analisi della parte alta della classifica, quella che interessa di più, diciamo, fino al 10° posto al Cosenza, questa battuta d'arresto del Lecce e il Catania che ieri ha riposato, quindi sono rimasti 7 i punti di distacco, la vittoria poi del Trapani, la vittoria del Siracusa e anche la vittoria del Rende. Ecco, e 2 parole proprio sul Rende che è arrivata a 41 punti, questa squadra che come abbiamo definito forse è la rivelazione di questo girone C della Serie C. Grazie. Sì, il Rende è quella squadra che in questo momento sta dimostrando più continuità rispetto agli altri, non mi sorprende assolutamente, a me rispecchia, probabilmente assomiglia molto al Francavilla dello scorso anno dove io ci ho lavorato, sì. Una squadra che ha entusiasmo, alla prima occasione in Serie C, insomma, vuole fortemente mettersi in evidenza con l'entusiasmo di molti giovani, con un allenatore a mio avviso molto bravo, si stanno veramente divertendo e stanno facendo un grandissimo campionato. Per quanto riguarda le altre squadre da vertice, io credo che è troppo presto fare tabelle, anche se il Lecce ieri avesse vinto, mancano ancora tanti punti a disposizione da una parte e dall'altra, anche il Trapani stesso oggi rientra in corsa, quindi può ancora succedere di tutto. È chiaro che il Lecce si è permesso il lusso di perdere una partita dopo, non so, più di 20 partite, sì. 20 risultati consecutivi, quindi è fisiologico anche una battuta d'arresto come è successo del resto anche a noi, quindi è ancora tutto in gioco e tutto può essere ancora scritto in questo campionato. Bene, allora le ringraziamo direttore della disponibilità e attendiamo ovviamente notizie per quanto riguarda la partita di mercoledì. Okay. Grazie, grazie direttore, grazie. Allora Franco, sì, io direi di andare subito a vedere quello che è successo a Catanzaro e così commentiamo. Facciamo commentare gli highlights di Rende Catanzaro dal direttore Ciardullo. Ciardullo. Sì. Vogliamo andare a vedere Enzo, grazie Enzo Leonetti in regia, non dimentichiamo e poi eccola lì la partita, Massimo Fino alla camera. Rende in maglia bianca, c'è un primo attacco da parte della formazione. Il campo era un campo sì, perché poi è venuto su un acquazzone. Qui c'è una grande occasione di Ferreira e c'è una grande parata bella parata, Sorprende qualche dichiarazione sinceramente che non ho capito dell'allenatore del Catanzaro. No, che sostiene di aver perso sull'unico tiro in porta.
Peccato che le cronache parlano di un De Brasi inoperoso e spettatore e di Nordi migliore in campo. Sì, ma infatti, e quindi capisco anche... Direttore, vorremmo capire come mai qui reclamano un fallo di mano. No, qui non c'è assolutamente nulla. C'è un corso dalla destra, mi vuoi spiegare perché? Niente, Porcaro colpisce prima con il ginocchio. Madonna, qui c'è una testata, Qui c'è un atteggiamento intimidatorio molto forte, sinceramente. Ecco, c'è un cross dalla destra. No, poi Porcaro praticamente scivola ma tocca col ginocchio, glielo garantisco, e quindi non c'è nulla. Quindi l'arbitro poi ha ammonito chi? 2 persone ha ammonito per questo atteggiamento un pochino fuori dalle righe. Questo forse è l'unico tiro della partita che ha fatto il Catanzaro. Qui c'è un altro gol. Qui c'è un gol di mano di Kunzi, quindi qua l'arbitro non ha alcuna esitazione. Spighi viene annullato. Di Kunzi, qua non c'è alcuna esitazione, l'arbitro va dritto a fare e lo va ad ammonire. Quello che deve fare. E poi ci sono altre 2 clamorose occasioni nostre per fare il 2-0, non so se le immagini... Vediamo qui. Questo è gol con la mano. Con la mano, sì, l'arbitro ha fatto bene ad ammonire. Qui c'è un altro attacco del Catanzaro. Qui c'è un tiro da fuori aria che decisamente credo se velleitario. C'è un tiro da fuori aria che non è nulla. Che va sopra la traversa. Altro tiro del Catanzaro, qui non ha fatto una parata del Brasi, rende in avanti e poi vediamo l'azione del gol, perché qualcuno poi a Catanzaro ha parlato di fuorigioco, ma così non è stato, perché Franco partiva da dietro. Perché chi si interessa della palla era in fuorigioco ed è Vivacqua, e questo è il gol. Vediamo il gol. Franco arriva da dietro, guardate Franco, supera i 2 giocatori, il gol è regolarissimo. È regolarissimo, mister Patania, o no? No, è molto regolare perché si sono fermati, c'è un errore in fase difensiva da parte del Catanzaro. Pensate che c'è il giocatore in fuorigioco, non si sono fermati. Si è fermato e ha permesso l'inserimento, quindi non è eccolo qua, lo vogliamo rivedere? La Vivacqua è in fuorigioco ma si disinteressa del gioco. Arriva Franco arriva da dietro. C'è quella di Tubanza, si ferma, poi non ce la fa più a riprendere il giocatore. La difesa rimane regolarissimo. Assolutamente. Possiamo rientrare in studio. Bravo Vivacqua a prendere e mettere la palla. Comunque volevo fare... diamo spazio a Patania. Volevo fare un attimo i complimenti, stamattina ho visto pure Trocini, e io ho seguito Rende, ho visto Rende e Lecce. Trocini sta mettendo bene la squadra in campo, ha dato un'ottima organizzazione difensiva 3-5-2 e soprattutto, ma al di là del modulo della dislocazione in campo dei giocatori, sta giocando per come deve giocare con questi giocatori che sta allenando. Cioè, Bruno si sta dimostrando una persona intelligente, a parte chiaramente persona per bene, corretto, è chiaro, sta lavorando in un ambiente sereno dove non ci sono pressioni, dove c'è gente per bene, preparata che lo fa lavorare, però sta facendo risultati chiaramente importanti e soprattutto sta giocando perché rischia poco, la squadra ha una grande corsa, attaccano tutti palla, sono tutti sulla seconda palla. È una squadra che ha un entusiasmo non indifferente ed è quei risultati chiaramente importanti che stanno facendo, insomma. Sentiamo Aldo, perché io volevo sottolineare il fatto che il direttore sportivo del Cosenza Trinchera poc'anzi per telefono ha detto sono meravigliato di questa continuità di risultati da Rende, forse non... Ma non è così, Franco. Non si pensava a livello di addetti ai lavori che Rende potesse avere questa continuità di risultati. Tradotto in soldoni significa che Rende sta facendo non bene, ma benissimo. Ma questo, Aldo Ceno. Ma questo è, come diceva prima... Cioè, meravigliati in positivo, direttore. Franco, qui c'è tutto un discorso a monte. Prego. È stata fatta una scelta, puntando su molta professionalità che c'è a Rende da tutti i punti di vista, cioè anche la preparazione fatta nel periodo di preparazione, fatta in un certo modo, con un mister che ormai ha detto di tutti, è uno che sa il fatto suo, con una presidente, con uno staff di persone competenti. Questi risultati non sono per me una sorpresa. Una volta diceva il Rende è una sorpresa, no, il Rende è una realtà.
adesso, perché una squadra che arriva al quinto posto con 41 punti, con una squadra di giovani, e giustamente come diceva il quando va in campo il Rende ci mette l'anima, perché si gioca veramente ogni volta la partita della vita. Devi dargli di più, guarda che allora, non sapevano il campionato giocare. E allora se questa squadra ancora di più fatelo finire che poi diamo spazio al direttore Ciardullo, trova questa continuità di risultati e non vengono a casa i risultati. Il Cosenza per esempio aveva trovato anche una continuità di risultati, per non dimenticare cosa ha fatto: 5 vittorie e 6 pareggi, poi ha perso a Caserta. Però il Rende, mentre il Rende vince fuori casa, vince in casa e non perde, non so da qua, con la partita che abbiamo visto solo con Lecce. Questa squadra è arrivata a 42 e ancora non abbiamo visto nulla, perché questa squadra è in fase di miglioramento, perché ha una preparazione atletica capace di arrivare il professore Bruni, lo salutiamo. Tutto quello che c'è, ma non solo ha una buona preparazione atletica, ma ha un'ottima disposizione tattica in campo. È chiaro. Non lasciano niente al caso. Detto da te, poi caro mister, è un fatto. Salutiamo Bruno Trocini e tutto lo staff del... tecnico e il professore Bruni, il nostro amico professore Bruni, che sarà con noi prossimamente. Bravo. Allora, direttore, persona preparata, Bruni pure. E come no? 41 punti, quinto posto, salvezza raggiunta. Ora, Loro dicono di no. di che vogliamo insomma iniziare a parlare? Un'idea nello spogliatoio ci sarà? Playoff, giusto, no? Il migliore piazzamento playoff. In settimana Troci. Qual è il miglior posizionamento? Dove Certo, volete dobbiamo... arrivare? Terzo, quarto posto? Allora, premesso che... Adesso dobbiamo giocare a carte scoperte. Ma assolutamente. Non parliamo più di salvezza, che sarebbe riduttivo. No, Direttore, ti do un co'. Sì. Domenica avete una partita, sabato avete una bella partita pure. Abbiamo una partita difficile, molto difficile. Col Bisceglie. Col Bisceglie, perché squadra che una settimana fa ha vinto con la Juve Stabia in Campania. Ieri ha perso, diciamo. Però. Sì, però... Tutte le squadre presentano difficoltà, bisogna vedere come le affronti. Certo. Che obiettivi ci poniamo? Adesso è chiaro che si guarda con entusiasmo a questa parte alta della classifica. È inimmaginabile, credo, pensare a qualcosa più del quarto posto, sinceramente, perché a questo punto, con la battuta d'arresto del Lecce ieri, si riapre anche uno scenario diverso per la prima piazza. A questo punto rientrano in gioco sia Catania che Trapani, e quindi per noi, se riuscissimo a arrivare a ridosso di queste tre squadre, cosa dire, sarebbe qualcosa di straordinario. È chiaro che adesso proveremo a fare questo. Peraltro il Siracusa che ci precede ha giocato una partita in più. Sì. E domenica va a Catania. E quindi non è proprio inimmaginabile provare a fare una corsa che ci proietti verso il quarto posto. Poi ci sono le penalizzazioni, non dimentichiamo che Siracusa probabilmente verrà penalizzato di Siracusa, Matera. Ci sono situazioni ancora in divenire, è vero. Sì, è vero. Bene, andiamo ad ascoltare le parole del tecnico del Rende, Trocini. Vediamo cosa dice. Io ho avuto l'impressione oggi, la netta impressione, di allenare una squadra forte in Serie C. Lo posso dire a merito dei miei ragazzi, perché vincere in questa maniera contro una squadra così forte come il Catanzaro mi riempie di gioia e d'orgoglio di allenare questo gruppo di ragazzi. Penso che siano 2 mesi abbondanti, che la squadra in maniera costante risponde bene a ogni tipo di partita, ogni tipo di situazione. Adesso la giusta maturità, convinzione, ci credono i ragazzi. Sono, ripeto, felice di allenare questo gruppo che si è creato pian piano, un po' alla volta. 6, 7, 8 titolari di questa squadra erano già con me l'anno scorso in D. Abbiamo messo altri 2 o 3 ragazzi o che hanno vinto il campionato di l'anno scorso, oppure che venivano da una situazione difficile in serie, tipo Pambianchi, il capitano l'anno scorso a Taranto, e si sono integrati bene, stanno dando risultati straordinari, insomma. Quindi il segreto, se così si può chiamare, non penso sia un segreto, è tutto qua. Bene, abbiamo ascoltato le parole del tecnico Trocini. Aldo, andiamo ad ascoltare Dionigi?
Il tuo amico? Il tuo amico? Dionigi, che dici? possiamo. Certo, allora ascoltiamo anche Dionigi, tecnico del Catanzaro. Ma Dionigi ancora è a Dire che abbiamo Catanzaro? perso, trovarsi a commentare che abbiamo perso questa partita è veramente assurdo, però è successo. Onestamente anch'io ho poco da dire, perché la squadra si è impegnata, ha corso, ha aggredito, ha creato occasioni, forse non limpidissime, però li ha schiacciati di là. Poi il gioco del calcio a volte è un gioco crudele e sull'unica volta che sono venuti giù ci siamo fermati, forse avevamo creduto che era in fuorigioco, l'altro parte da dietro, il mio giocatore non ha seguito l'uomo, se l'è dimenticato e abbiamo perso. Abbiamo messi lì, abbiamo attaccato in continuità buttando palloni in mezzo, forse in maniera non ordinatissima, quello sì. Loro hanno avuto una ripartenza, quella che dici tu. Abbiamo provato a fare la partita, abbiamo attaccato a volte anche in maniera forse non ordinata. Non abbiamo avuto occasioni limpidissime, sono d'accordo con te, però diciamo, l'impegno c'è stato per 90 minuti e forse è un risultato che non premia quanto abbiamo fatto. Questo non toglie il fatto che purtroppo è una sconfitta che non dovevamo fare, anche perché non era il momento, però io oggi la vedo in questa maniera qua. Però ti ripeto, sto a commentare una partita che purtroppo mi dispiace averla persa, però è difficile anche per me venire dopo una partita del genere, commentare una sconfitta avendo, non dico giocato così, però ho fatto una partita di sacrificio, di tempra, avendo attaccato gli avversari e commenti un'ennesima sconfitta. Allora, giustamente Aldo diceva Dionigi ancora a Catanzaro, siti specializzati dicono che sarebbe in bilico e che in queste ore potrebbe esserci un esonero, però non c'è ancora nulla di ufficiale. Allora, mi volevo riallacciare al discorso del Rende per chiedere appunto a mister Patania, che è responsabile del settore giovanile invece del Cosenza Calcio, quanto sono importanti i giovani in questo campionato di Serie C, che sono stati un po' forse anche la forza e la chiave di successo del Rende, e che lavoro si sta facendo anche a Cosenza, partendo anche dai giovani che sono già andati via come Bilotta e altri. I giovani hanno rappresentato e rappresenteranno sempre il patrimonio, il futuro di una società sia dilettantistica che professionistica. Il fatto chiaramente è che la Lega Pro sia diventata, soprattutto è una vetrina, un campionato dove determinate squadre che non hanno grosse potenzialità economiche puntano, sono costretti sui giovani, dimostra che chiaramente è un discorso futuristico, dove non è detto, non è la sola squadra che per esempio, esempio come il Rende che è partito ad agosto, ha un certo tipo di budget limitato e sta sfoderando magari quel tipo di campionato inaspettato che neanche loro magari se lo aspettavano. I giovani rappresentano un patrimonio importantissimo per tutte le società. Ricordiamoci che la Lega Pro non è che chiaramente subisce dei contributi importanti, gli incassi sono quelli che sono, le affluenze diminuiscono la domenica, per cui ci sono presidenti che devono investire, il caso magari del presidente Guarascio, che investono per fare chiaramente dei buoni campionati e certe volte magari i risultati magari non arrivano. Ora, nulla togliendo a questo, il giovane è importante, poi per quanto riguarda Cosenza stiamo lavorando da 3-4 anni a questa parte, mi ricordo c'era poco in termini di attrezzature, in termini chiaramente di organizzazione, sicuramente tanto abbiamo fatto, tanto ancora c'è da fare, ci sono giovani, noi abbiamo 7 elementi in prestito in Serie D che dobbiamo seguire, dobbiamo capire chiaramente a giugno se rientrano in un discorso, in un programma di Lega Pro, oppure chiaramente riprestarli. Abbiamo dei giovani, nei giovanissimi, 2 titolari fissi in nazionale, uno è Patitucci, in questo momento si è fatto male alla spalla, è un 2003 portiere, e l'altro è Dodaro. Abbiamo nell'Under 17 titolare abbiamo Sueva. Insomma, tanto si è costruito, è chiaro che il giovane deve essere visto, va inserito in un discorso di prima squadra e valutato soprattutto con l'allenatore di prima squadra. È chiaro
In questo momento il Cosenza c'ha giovani importanti perché Trinchiero ha fatto un buon lavoro, non ci dimentichiamo che Braglia ha preso una situazione in mano non semplice, non facile, su questo io sono fiducioso perché queste battute d'arresto ci stanno tutte, la squadra, il Cosenza è una buona squadra, è una squadra che è stata allestita chiaramente per fare un buon campionato e secondo me, secondo il mio parere lo farà. E quindi niente, ritornando al discorso dei giovani, i giovani sono sempre importantissimi, io colgo l'occasione pure di sottolineare, dobbiamo ringraziare il Presidente Guarascio per questa grande continuità che ci sta dando soprattutto negli allenamenti. Noi abbiamo 3 categorie, Beretti, allievi e giovanissimi, Guarascio ci permette, chiaramente è lui che praticamente ci crede a questo settore giovanile e ci sta dando la possibilità di, insomma, chiaramente di migliorarci giorno dopo giorno. Grazie. Bene, allora ci fermiamo per la terza e ultima parte di replay, restate con noi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Bentornati con noi per la terza parte di replay. Andiamo subito a vedere cosa è successo a Caserta con gli highlights di Casertana Cosenza. Lo commentiamo insieme a Pippo, grazie Enzo Leonetti, andiamo a vedere quello che è successo, questa sconfitta che insomma brucia un po', brucia i tifosi, agli addetti ai lavori e ha bruciato anche a Braglia. Ecco qua Pippo, siamo partiti, Cosenza in maglia bianca, Casertana in maglia rosso-blu a strisce verticali. Non è stata una gran partita, tu ieri hai preso solo freddo secondo me, non ti sei annoiato? All'inizio c'è Alfageme che qui prova a impensierire Saracco, è stato il giocatore più importante di questa partita, lui è forte, il portiere ex Rende che ha fatto delle grandi prestazioni. Qui è Saracco che anticipa Alfageme. Esatto, sull'ultimo Alfageme gli ha scappato a Pasqualoni. Saracco è un buon portiere. Saracco è un buon portiere. 94. Sì. Qui c'è un cross dalla sinistra, sempre per Alfageme che tira, sempre Alfageme. Saracco respinge. Esatto. Cosenza in avanti. Adesso dovrebbe esserci l'occasione per... Ecco qui, c'è il giallo di Rainone che doveva essere il primo giallo di Rainone che poi verrà espulso. Un fallo molto brutto. Qui c'è un calcio d'angolo, c'è un cross dalla destra. Il doppio palo viene, Bruccini prende prima il palo e poi riprova di nuovo e Forte glielo manda in angolo. Eh sì, questa è la prima parata di Forte. Questa è l'occasione più grossa che capita nel primo tempo. E qui c'è il Ricordiamo gol, questa è l'occasione del gol Vediamo se ce lo fa rivedere. Si vede tutto Enzo la difesa che un po' si ferma. Se c'era fallo, tutti pensavano nel fallo, si è fermata la difesa e sono andati a protestare. Sono quasi tutti fermi, guardano l'arbitro. Io voglio vedere il fallo presunto tale, perché da lì bisogna giudicare. Ecco qua, andiamo a replay. Adesso ecco qua. Diciamo un altro questa è un'altra spina e quel questo è il rosso a Rainone per il brutto fallo fallo che ha fatto di nuovo. Insomma, di ammonizione doppio giallo, sì. Ecco qua, questo è il gol? No, è il fallo che gli fa. Vediamo se Enzo Leonetti riesce a riportarci indietro prima di questa azione il gol e questo presunto fallo di Alfageme praticamente su il terzino Ida. Allora, nel frattempo che vediamo se riusciamo a recuperare le immagini, Pippo, tu eri a Caserta, abbiamo visto appunto l'espulsione poi del giocatore della Casertana, tutto il secondo tempo la Casertana giocherà con un uomo in meno, però il Cosenza non è riuscito a pareggiare. Il problema è grande, grandissimo, non è stato quanto ecco qua, all'aver vogliamo giocato... vedere l'azione, vediamo l'azione Pippo, sì, scusami, sì. No, la fermiamo qua? Non si vede. Ho provato a fare rallenti, non si vede bene. Non si vede. Non sembra proprio che non... Ecco qua, vediamo un attimo. Sembra come dire, un atteggiamento... Su Pin. Sembra più che scivola. Ida, scusate, Pin era dall'altra parte. Si allarga comunque Alfageme. Come la vedete ragazzi? Patania. Mister. Non lo so. Possiamo rivedere di nuovo. Possiamo rivedere nuovamente Enzo perché non tanto... Non si vede molto bene se c'è la spinta di Alfageme su... Quello che sta a velocità normale è in anticipo. A velocità normale si vede.
è chiaro che c'è Ida che ha le due gambe protese dietro. C'ha le gambe protese, però era in anticipo, mi sbaglio? E viene toccato perché chiaramente... Ma lì non è la colpa solo di Ida. Prego. Non si è fermata non mi tutta la sembra difesa, questa pensando grande che c'era il spinta. fallo. Perché la difesa Si è fermata tutto. Pure Saracco si è fermato. Pure Saracco aspettava, tant'è che è andato in ritardo. Come l'avete vista voi, Pippo? Sulla parata. C'è stata questa spinta qui, non si vedono dalle immagini, non si vede bene. Guarda, io ho provato a... No, qui leggermente si nota che c'è stata una toccata. Cosa c'è stato? Un contrasto Ha toccato Ida? Sì? L'ha sbilanciato. L'ha sbilanciato, sì, perché con le gambe dietro rimane. Vabbè, e allora Pippo, a te la parola. Amaro in bocca. Ma no, non solo amaro in bocca, è difficile giocare con una squadra che deve salvarsi, ha bisogno dei punti, rimane in 10. Che ha fatto D'Angelo? La cosa che può fare qualunque allenatore è portare a casa la partita. Perché sanno che quando si chiudono con i giocatori nella loro metà campo non si è mosso neanche per fare un contropiede. La Casertana si è chiusa completamente e tu non hai trovato né spazi né varchi. Un unico tiro su punizione. Non solo un unico su punizione, quanto i falli che il Cosenza ha preso. Moltissimi falli, partita dura, ma ci sta, ripeto, loro devono salvarsi, tu devi fare. Ma ne vedrete tante partite di questo tipo. Vanno tutte così. Il tecnico della Casertana ha detto nel primo tempo meglio noi, poi abbiamo pensato a difendersi. Le 3 occasioni che ha avuto Alfa Geme non gli puoi dire niente, perché alla fine le occasioni le ha avute, Saracco ha pure parato, però il Cosenza era, come dire, scarico psicologicamente, come diceva il direttore sportivo, mentalmente. Una rincorsa. No, dobbiamo vedere le immagini, dopo ti do la parola. Sì. Voglio sentire prima, così commentiamo quello che ha detto Braglia. Ascoltiamo le parole del tecnico Braglia. Grazie Enzo. Cosenza ha fatto degli errori, quando fai degli errori le perdi le partite, purtroppo. C'è poco da commentare, non abbiamo fatto bene. Abbiamo gestito la partita sempre noi, siamo stati troppo prevedibili, lenti, ci vuole troppo tempo a volte nel far girare la palla, loro si sono chiusi bene, io non c'ho niente contro loro, ci mancherebbe altro. È stata una brutta giornata che non si deve ripetere. Ma la Casertana ha fatto la partita che doveva fare, io non c'ho niente da dire sulla Casertana, io guardo in casa mia. A me mi sta preoccupando ultimamente che calciamo poco in porta, stiamo provando un po', però stiamo facendo fatica a fare questo. Cambiare modulo non è servito, forse abbiamo fatto anche più confusione, perché ci siamo messi anche 4-2-3-1, ma non si saltava all'uomo, non si andava in sovrapposizione al compagno. In quella maniera lì è difficile fare gol contro una squadra che si difende bene, organizzata, perché loro erano lì messi lì di dietro per tutto il secondo tempo, però non abbiamo fatto, onestamente non abbiamo fatto un tiro in porta, se non che quello di Bruccini. A noi ci ha dato fastidio certe situazioni, il modo di arbitrare il signor Caponi, e lo dico chiaramente, personalmente a me non mi è piaciuto proprio per niente. Io invito anche quelli che giudicano gli arbitri a guardarsi questa partita e poi vediamo. Allora Franco, come diceva appunto mister Braglia, si lamentava dell'attacco, ma anche abbiamo potuto leggere anche prima sui social, sotto accusa è proprio il reparto offensivo della squadra del tecnico Braglia. Ieri dal primo minuto abbiamo visto in campo Perez ed Ocherè, che però anche Ocherè che ha, diciamo, un po' deluso quelle che erano le aspettative. Sì, hanno deluso le aspettative, sta deludendo Perez, abbiamo rivolto. Ma io direi che deluso più Ocherè che ieri, si allargava un po' troppo e non dava palloni a Perez. Vorrei un attimino rispondere. Sì, no, scusa. Se no perdo il filo, non per altro, perché io vado a braccio come del resto tu. Allora, stavo dicendo, è una squadra che nelle ultime 4 partite il Cosenza ha segnato praticamente 4 gol di 2-2 su calci di rigore, quindi se tanto mi dà tanto significa che non è una squadra molto prolifica, lo ha detto Braglia, ha detto mi sta preoccupando l'ultimo periodo perché la squadra non sta tirando in porta. Ieri nemmeno un tiro in porta, caro Pippo, tu eri là, ne abbiamo discusso, solo quello mi pare uno di Bruccini, che forte è stato bravo a prendere, e poi quell'altro di Loviso, il calcio di punizione. Quindi deve trovare, come ha detto c'eri pure tu alla vigilia sabato prima della gara di Caserta, deve trovare delle alternative, perché Perez e Ocherè che non hanno dato i loro frutti. L'unica che è rimasta con prima Munco dietro Perez, si potrebbe trovare l'alternativa magari con cara Silvia, Perez e Baclet.
Visto che sono stati provati tutti, Perez e Tutino, Perez e Okereke, Mungo a sostegno di Perez, vediamo Perez e Baclet con quello che succede. Come va? La parola agli ospiti. Sì. No, il problema è Silvia, puntualizzare quello che Faccio ho detto. intervenire subito. No, giusto per chiarire, Sì. perché il problema di Okereke era che come seconda punta si allarga troppo. Forse è meglio quando parte... Esatto, Perez, pure lui non è che poi sia un centrale, anche lui è una seconda punta. A questo punto sono un po' tutti e due allargati. Perez ha avuto un'occasionissima, si è trovato solo davanti al portiere, a un certo punto invece di girarsi, di colpire al volo, ha provato come seconda punta ad allargarsi per trovare la posizione migliore per tirare. Quello è un po' il problema fondamentale, che tu a Perez lo devi mettere in condizione di poter fare il suo gioco e poter calciare in porta. Okereke è un altro che c'ha gamba, c'ha posizione, però rimane sempre una seconda punta, uno che tende ad allargarsi. Lui cerca sempre a fare la sponda, Perez, ha provato a dare il pallone per ricevere lo scambio, ma molte volte non ci è riuscito. Ma è un però giocatore, è un giocatore che di capacità, di classe. Sentiamo Patania. È un giocatore, Perez è un giocatore che ha bisogno di allenarsi perché viene da un periodo di inattività, ma avete visto Perez che tipo di struttura ha? Sì. È un Sicuramente è un attaccante importante, no? In questo momento magari è un giocatore che deve lavorare, si deve allenare più degli altri, e poi magari Okereke pure è un giovane interessantissimo, come no? C'ha gamba, c'ha velocità, c'ha dribbling. Certo, Aldo. Ma io penso che noi dovremmo partire, abbiamo giocato in casa sia col Siracusa che con la Regina, e il Cosenza abbiamo visto che onestamente a me non è piaciuto nelle due partite. E ma l'ha detto pure Braglia, mentre abbiamo fatto una grandissima partita andando a Lecce a vincere 2-0. Mi si è vista un grande Cosenza, tutti quanti a Corso Mazzini mi dicevano a me abbiamo visto una squadra da Serie B, benissimo. Oggi c'è questa involuzione del Cosenza, c'è un discorso che purtroppo Braglia, con la sua onestà, con la sua bravura, è stato realista. Ha detto chiaramente. È stato realista. Come l'altra volta io non ho condiviso il fatto che Braglia abbia detto che il campo poteva determinare a Cosenza e quindi che il Cosenza giocava meglio fuori casa. Oggi anche Braglia ha capito che anche fuori casa il Cosenza in questo hai fatto 4 partite in 14 giorni, attenzione, in questo particolare momento il Cosenza purtroppo non ha più quella presa che ha avuto fino a 5 partite, 5 domeniche fa. Sì, ma hai fatto 4 partite in 14 giorni. Questo che significa? Non dobbiamo dare la croce agli attaccanti. Qui c'è un problema che gli attaccanti purtroppo non ricevono da parte del centrocampo quella finalizzazione giusta per poter mettere l'attaccante e su questo davanti al posso essere portiere d'accordo. E fare gol. Perez per esempio ha avuto una grandissima palla con la Regina, ha detto bene Patania, probabilmente quella sua stazza non gli consente ancora di essere il vero Perez. Con la Regina ha avuto una grande palla e purtroppo anche in quel si è visto che Perez ancora non è il Perez che vogliamo. Adesso cerchiamo di stare calmi, tranquilli, vediamo in queste settimane cosa bisogna fare, perché abbiamo un grande allenatore, abbiamo una grande squadra, cerchiamo di convincerci che alla fine il Cosenza deve raggiungere i playoff e probabilmente vincere la Coppa Italia. Anche perché ricordiamo che poi il Cosenza il prossimo turno effettuerà il riposo. Allora andiamo subito a vedere invece cosa è successo al Granillo. Regina Trapani. Andiamo su Regina Trapani, Enzo Leonetti, una sconfitta che pesa moltissimo e che la Regina non avrebbe sicuramente meritato. Regina in maglia amaranto che va in gol subito perché c'è un atterramento in aria di Tulissi, rigore netto il rigore. Bianchimano si appresta dagli 11 metri, eccolo qua. Bianchimano dopo 3 minuti, eccolo là, rivediamo il fallo su Tulissi. Eccolo qua. Che ingenuità. Rigore netto, Bianchimano. Bellissima esecuzione. Esatto, molto bella l'esecuzione, 1-0. Poi questo portiere risulterà il migliore in assoluto. Gliel'aveva presa la palla. Qua ci dovrebbe essere il pareggio del Trapani. Sì, il pareggio del Trapani con Evacuo, c'è praticamente una battuta dalla sinistra, Evacuo di testa anticipa tutti e mette la palla in rete. Ecco qua, battuta d'angolo dalla sinistra, qui forse un po' impreparata la difesa della Regina, Evacuo praticamente anticipa tutti e mette in gol.
quindi questo è l'1-1 esattamente dopo 12 minuti e poi ad un quarto d'ora dal termine ci sarà il gol partita di Scarsella. E qui vediamo i portieri, da una parte e dall'altra sia Cucchietti ma Furlan in particolare faranno veramente delle grandi parate. Qui c'è ancora il Trapani in avanti e la palla termina sulla parte alta della traversa. Comunque la Regina ha reagito molto bene, il Provenzano ha avuto 2 palle gol, ha tirato ma è stato bravo il portiere del Trapani Furlan, e qui c'è una parata in 2 tempi di Cucchietti della Regina. Comunque Regina, voglio dire, in partita fino all'ultimo. Qui c'è Provenzano che tira e Furlan respinge. Una partita che ancora Furlan si salva mandando la palla sulla traversa. E qui siamo praticamente nel secondo tempo. Viene anticipato Bianchimano. E poi vediamo ancora il Trapani, battuta d'angolo, sempre il solito schema, il tiro però si perde alla sinistra di Cucchietti. Regina in avanti, è una partita che si è giocata veramente a viso aperto, molto bella, molti capovolgimenti di fronte, e qui praticamente c'è un tiro dalla Regina e viene respinto da Furlan. Ancora la squadra di Maurizi in avanti, alla ricerca del gol della vittoria, blocca Furlan con un volo a terra alla sua sinistra, e ancora la Regina con Bianchimano in questo momento che ha la palla per Provenzano, ma viene anticipato al momento del tiro, e qui c'è un pasticciaccio della difesa, Tulissi prende la palla e la manda alta sulla traversa. E qui c'è il gol. E qui c'è il gol, eccolo qua, del Trapani, c'è un cross dalla destra. Arriva Scarsella, caro mister Patania, di testa, è incredibile il calcio. Ma la difesa, Franco? Sì, la difesa ha commesso. Possiamo rientrare in studio. Riapre il campionato. Anche a Reggio abbiamo visto un terreno di gioco del tutto inadeguato. Volevo sentire Patania su quello che ha visto sugli highlights. No, la Regina è viva. Si è espressa bene, anche se non ha fatto un'ottima gara a Cosenza, perché magari Cosenza soprattutto al primo tempo ha fatto qualcosina in più, però ha dimostrato chiaramente che è una squadra viva, presente, è una squadra che chiaramente si vorrebbe salvare prima chiaramente della fine del campionato, insomma. Benissimo. E allora, andiamo a vedere il prossimo turno, che siamo andiamo a vedere il prossimo turno. Ricordiamo che le partite si giocheranno tutte al sabato. Allora, Adragas Lecce, Catania Siracusa, Fidelissandria Regina, Juvestabia Sicula Leonzio, Matera Catanzaro, Monopoli Casertana, Rende Bisceglie sabato alle 16:30. Trapani Fondi, Francavilla Paganese, riposerà il Cosenza. Ovviamente Cosenza che siamo in attesa di sapere se giocherà la semifinale d'andata di Coppa Italia mercoledì a Viterbo, che causa disagio neve, ancora siamo in attesa di sapere. Allora, facciamo un rapido giro sul prossimo turno. Sì, Pippo, allora, che partita sarà? Rende Bisceglie. Il Rende il suo fortino ce l'ha in casa, secondo me non c'è storia, un uno fisso. Mister Patania, ci sarà anche un importante big match, tu sei, ovviamente lo ricordiamo, di Siracusa, ci sarà appunto Catania-Siracusa. Siracusa sta facendo benissimo, dove Rende la squadra che magari sta meravigliando in questo campionato. Il Catania mi ha fatto una buona impressione, una squadra compatta, quadrata, anche se ha avuto una flessione e tutte le squadre ce l'hanno. È una partita aperta, una partita apertissima, tutti i risultati, insomma. Aldo. Catania-Siracusa bisogna vedere Lucarelli come adesso si comporterà dopo che l'hanno di nuovo rimesso in pista. Per quanto riguarda il Rende, io sono d'accordo con Pippo, secondo me uno fisso, perché il Rende in casa difficilmente perderà partite. Direttore, allora abbiamo ricordato che si giocherà al Marco Lorentzon alle 16:30. Sì. Io non dico quello che hanno detto i nostri amici. Scaramantico. Dico che è una partita difficilissima proprio perché viene subito dopo una serie di risultati importanti e quindi faremo di tutto per prepararla al meglio. So che questo ambiente, in queste situazioni qua, ambiente Rende dà sempre il meglio. Trocini è attentissimo, non ammette cali di tensione, lo lavorerà secondo me tutta la settimana, lo ha fatto già stamattina.
perché non ci siano cali di tensione, non possiamo questo permetterci. potrebbe in effetti Però confidiamo nel buonsenso, nella professionalità di ragazzi che fino adesso hanno dimostrato tutta la loro professionalità, quindi fiduciosi ma attenti al bisceglia. Franco, allora, ci sarà anche Matera-Catanzaro, una bella partita. Sì. Matera, ricordiamo, ha vinto ieri. Però lì per avere dei punti di penalizzazione, hanno chiesto scusa ai tifosi, stanno facendo delle collette, eccetera. Lì a sono Matera andati via tutto lo staff, Sì. detto stampa, tutti gli organizzatori. C'è un problema economico sono andati via non quasi tutti quanti, indifferente. A Matera? A Matera, sì, avranno dei punti di penalizzazione, quindi stanno cercando sul campo di recuperare quello che poi la Lega gli toglierà, giustamente, per mancati pagamenti di INPS, Samples e quant'altro. Partita importante per il Catanzaro, seguiremo in settimana se dovesse succedere qualcosa per quanto riguarda la panchina, vedremo il presidente Noto come si determinerà, ma un'altra partita importante, cara Silvia, vorrei sottolinearle, è Fidelis-Andria Reggina. Sì. E l'abbiamo detto prima, la Reggina c'ha 28, la Fidelis-Andria 23 punti, potrebbe essere la partita che debba avvicinare appunto l'Andria alla Reggina in caso di vittoria, però da come ho visto la Reggina abbastanza viva, considerato che ha chiuso per la Camera, centrocampista 83 è praticamente ex Lupa Roma e sta cercando in tutti i modi di portare Sforzini, ex attaccante di Latina e di Grosseto, a Reggio, anche lui svincolato. Vedremo un attimino quello che succederà e ne parleremo la prossima settimana. Per l'Agragas potrebbe essere l'ultima spiaggia, Franco? Sì, ma penso che l'Agragas a questo punto incontrerà il Lecce, insomma, sulla carta, ma anche sul campo non ci sarà partita, anche perché il Lecce viene da questa sconfitta contro la Juve Stabia. L'Agragas ormai sono più di 8, quindi i punti, come recita il regolamento, la vedo una squadra che in questo momento ha grandissima difficoltà e tra un paio di partite getterà sicuramente la spugna. Bene, allora ricordiamo che il Cosenza probabilmente giocherà mercoledì la semifinale di Coppa Italia contro la Viterbese. Allora andiamo a salutare i nostri ospiti, grazie a Pippo Gatto. Grazie a voi, mi raccomando venerdì alle 13:30 a Te Prima Sport Linea Rovente. Grazie al responsabile del settore giovanile Enzo Patania del Cosenza Calcio, ad Aldo Cennamo. Grazie Aldo. E al direttore generale del Rendecalcio Giovanni Ciardullo. Grazie e buonasera. Io vi ricordo che Replay torna martedì prossimo e non lunedì. Ci sono le elezioni, perché ci sono le elezioni e ci saranno delle trasmissioni dedicate. Quindi appuntamento a martedì prossimo sempre alle 15. Grazie Franco. Grazie a te. Naturalmente ci vedremo su Tele Europa, come dicevi bene tu, martedì prossimo, perché lunedì poi il nostro direttore con i colleghi seguiranno praticamente i discorsi elettorali. Grazie a tutti, arrivederci a martedì prossimo. Cerca Tele Europa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.